6 maggio si vota, ben ritrovati all'approfondimento, all'appuntamento con l'approfondimento politico di Radio Conegliano, in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e anche in live streaming su vivetv.it. Quest'oggi abbiamo come primo ospite Riccardo Szumski, candidato sindaco a Santa Lucia per la lista Insieme per Santa Lucia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, partiamo subito, ci immettiamo subito nell'approfondimento con le tabelline, con il 3x4. 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. Superficiale, centralista e senza ideali. Date sempre tutti degli aggettivi molto ottimisti su questa politica di oggi. Ma purtroppo questa è l'impressione, nel senso che quando io mi sono avvicinato qualche tempo fa alla politica ed ero abbastanza giovane, prevaleva soprattutto l'ideale, l'appartenenza, la voglia di cambiare. Ma adesso vedo scemare questo entusiasmo, ecco, sento tante parole, tanti bei discorsi, siamo un po' lontani dalla realtà. Forse è un luogo comune, ma è anche abbastanza quello che si percepisce. Ma il 6 maggio si vota e quindi, come dice il titolo del nostro programma, si può provare a cambiare. 3 aggettivi per descrivere la società di oggi. Purtroppo forse la politica è anche frutto della società d'oggi, dove siamo senza ideali, abbastanza individualista e comunque complessa. E poi 3 aggettivi per descrivere il suo paese, Santa Lucia. Stupendo, effervescente e molto umano. Effervescente, quindi non è vero che è un dormitorio, come è stato detto negli ultimi tempi, un dormitorio di Conegliano. Io del mio paese non parlerei mai in termini negativi, anche se avessi da esprimere qualche parere difforme, quindi io poi che mi sento un santalucese fino alle radici per storia, nonostante il cognome, la mia famiglia è da anni santalucese, l'ho visto cambiare, crescere. Ho avuto la fortuna di crescerci e anche di poter tornare a lavorare dopo la laurea, quindi questa è una fortuna che non capita a tutti. È un paese che ha moltissime qualità, non è un dormitorio, chiaro come tutti i comuni attorno a Conegliano, si è ampliato molto, però c'è molte possibilità di trovare associazioni e di incontrarsi. Poi se qualcuno vuole fare il detrattore sempre, lo faccia fino in fondo, ma non è un santalucese. E allora 3 valori in cui crede. Beh, l'amicizia innanzitutto, questo è un valore che va oltre e permane, la vera amicizia. La famiglia, nel senso che i figli, gli affetti dei genitori, dei fratelli è la base su cui poi vai anche avanti. E poi l'amore complice, vale a dire non la passione pura, ma la capacità di condividere con una persona delle cose che si fanno insieme, con cui ci si può capire meglio nel tempo e si riesce ad andare avanti. Ecco, quello che dura nel tempo, quindi. Domanda di rito. Riccardo Szumski, candidato sindaco a Santa Lucia per Insieme per Santa Lucia, perché ha scelto di candidarsi, di ricandidarsi? Penso che più o meno i nostri ascoltatori la conoscano, sicuramente i santalucesi perché è anche medico in paese, sanno che è stato impegnato in politica per molti anni, poi qualche mese fa, l'anno scorso, ha deciso di lasciare e adesso ritorna in carreggiata. Perché ha scelto di ricandidarsi? Beh, la prima cosa è la passione. Credo sia un elemento fondamentale quando si affronta e si fa qualcosa, deve esserci passione. La passione può anche nascere improvvisamente, ma è una cosa che ti prende e ti porta nel tempo e la senti dentro, insomma, ti fa fare le cose, qualsiasi cosa fai, dalla professione a uno sport, a un impegno, lo fai sentendolo come una cosa tua, cui devi dare il meglio di te stesso sempre e comunque. L'appartenenza territoriale, credo in questi anni, ho sempre considerato, quando andavo anche fuori di Santa Lucia, mi dicevano da dove venivi, anche in altre regioni, non ho mai detto dal Veneto, da Treviso, da Santa Lucia di Piave, in provincia di Treviso e nel Veneto. E poi devo dire, rispetto alla mia pausa di riflessione di un anno fa, il calore della gente. Sono stato avvicinato da persone di diverse estrazioni sociali, ma anche persone semplici, non che avessero dalle casalinghe all'operaio, al pensionato, e mi hanno detto: non penserà mica di mollare, dottore.
devo dire che non capita frequentemente, probabilmente è stato il viatico migliore rispetto a un momento in cui c'era anche qualche elemento di delusione interna, mi ha dato moltissima forza per ripartire, poi come sempre il giudizio alla gente. Mollare non è un termine che le appartiene? No, credo di no, questo me l'ha insegnato mio padre. Io cito mio padre, che mio padre è uno di quelli che è scampato alle fosse di Katyn, ha fatto campo di concentramento in Russia, poi ha combattuto contro i tedeschi in Italia e non ha potuto rientrare in patria. Nonostante le traversie che lo hanno portato in giro per mezzo mondo, mi ha sempre insegnato che non si molla mai, si lotta sempre fino in fondo, anche in qualsiasi situazione, anche la più difficile. Questo sempre, lo trasmetto sempre anche quando affronto la mia professione e quindi quando affronto i problemi. Anche quando giocavo a calcio, insomma, sì, potevo avere molti difetti, ma non quello di non essere un combattente, nel senso buono del termine. Non si molla mai, c'è sempre una speranza, è quello che cerco anche di infondere ai miei pazienti. Quindi deluso dalla politica ma non dai suoi concittadini, non dalle persone? No, devo dire francamente che questo è l'elemento principale che mi ha mandato avanti, sia i miei pazienti, ma anche sia i miei concittadini che non sono miei pazienti, magnifiche persone, gente sensibile, gente disponibile a mettersi nell'associazionismo, a aiutare, a fare squadra solidale, che sono gli elementi poi che permettono a una comunità di andare avanti meglio rispetto ad altre. Allora siete su 6 maggio si vota, la trasmissione di approfondimento che va in onda ogni mercoledì dalle 12:15 alle 13 in diretta su Radio Conegliano e in live streaming su vivetv.it. Poi dal pomeriggio potrete trovarlo sul sito www.vivetv.it on demand, mi hanno spiegato che si dice così, questi termini inglesi. Insomma, andate sul sito vivetv.it, cercate la puntata di oggi e ci troverete. Entriamo nel vivo dei programmi, nel vivo delle proposte di Riccardo Szumski, candidato sindaco a Santa Lucia per Insieme per Santa Lucia. Intanto ci spiega da chi è composta più o meno questa lista? Lista civica da persone che fanno parte di gruppo storico che ha amministrato nel passato, da persone nuove, indipendenti senza tessera di partito, e siamo in alleanza con la Lega Nord di Santa Lucia di Piave. Il simbolo della Lega però non comparirà sul vostro logo? Sì, comparirà all'interno del nostro logo, cioè il logo e la scritta, la lista si chiamerà Insieme per Santa Lucia, all'interno in maniera più contenuta c'è anche, voi sapete che essendo la Lega un partito organizzato chiede di avere il simbolo, ovviamente certo. Abbiamo messo all'interno del nostro simbolo, che è un simbolo abbastanza storico, cioè prevede i colori giallo-rossi di Santa Lucia, il campanile perché è l'elemento più alto del paese e i portici perché sono elementi che caratterizzano il territorio. Dico che l'appartenenza territoriale, l'ho detto prima, è un valore in cui credo molto e anche i luoghi lo dicono. Molti scelgono il municipio da rappresentare nel simbolo, nel logo della lista. Lei ha scelto il campanile, voi avete scelto il campanile? Ma lo ribadisco, il campanile è il punto più alto del paese, quindi tutti sono visti dall'alto del campanile, quindi il campanile in qualche maniera è il nostro punto di riferimento. Il municipio non l'ho mai voluto scegliere perché mi dà l'idea dell'occupazione. Noi siamo per la gente e per le cose da fare, non per il potere fino al potere, per carità. Può sembrare una frase fatta, ma il territorio è tutto quello che compone il territorio. Il campanile è il municipio è il punto in cui poi si va a svolgere le attività dell'amministrazione, ma il nostro fine non è quello di essere per il paese e con il paese. E allora per la gente partiamo proprio da questo, dal sociale. Cosa c'è da fare a Santa Lucia che non è ancora stato fatto? Cosa si può fare per migliorare questo aspetto? Beh, premessa fondamentale, i 5 anni che chiunque avrà davanti da amministrare saranno di lacrime e sangue come risorse, questo l'abbiamo capito. Ovviamente questo non ci smonta perché uno che è combattente, che ha voglia di applicarsi, trasmette sempre ottimismo. Nel sociale noi abbiamo già un'ottima rete che ci viene riconosciuta di intervento. Dovremmo puntare a individuare le due fasce estreme, i giovani che non hanno punti di riferimento. Quando parlavo di individualità e pure complessità mi riferivo al fatto che molti giovani lamentano il punto di
può incontrarsi, di poter essere tra di loro, parlare tra coetanei e dire le loro cose, sfogarsi, avere un sostegno senza che ci sia o l'adulto o l'educatore. Chiaramente non vuol dire un luogo libero. Quindi abbiamo un'idea in questo tempo di dare loro un punto di riferimento, però interagendo su quei punti, vuoi la parrocchia, vuoi altre situazioni che già ci sono e dove sono presenti i giovani. Per gli anziani è un problema che, questo lo vivo bene da medico, le persone anziane aumentano, e abbiamo problemi di assistenza in un sistema sanitario e assistenziale che costa molto e si riduce. Dovremmo cercare di mettere in piedi una rete, riuscire a mantenere assistiti a casa molto più anziani in condizioni migliori, dando sostegno alle famiglie che già fanno molto, e su questi elementi secondo me ci sarà ancora da avviare. Sociale, terzo, sarà quello che viene avanti. Molte famiglie sono in difficoltà, già ci sono dei sistemi di aiuto a quelle che sono in difficoltà, l'aumento ci sarà e con contestuale diminuzione delle risorse comunali dovremo inventarci delle politiche di sostegno che siano eque, non assistenziali, cioè che possano dare nei momenti di difficoltà l'aiuto alle famiglie per le cose essenziali, parlo anche semplicemente mangiare o pagare le bollette, e poi mettere insieme una rete che con il territorio e con le altre strutture possa reindirizzare al lavoro le persone, perché non c'è nulla di più deprimente in una famiglia in cui due persone che hanno delle problematiche, hanno i figli, si ritrovano entrambi senza lavoro. Ecco. Questo non crea solo una difficoltà di tipo economico e contingente, ma una profonda difficoltà psicologica di depressione che dobbiamo aiutare a superare, facendo capire loro che c'è una rete e che quando parlo non c'è individualità, ma c'è sentirsi tutti insieme con gli stessi problemi, anche se con differenti posizioni. Ecco, proprio sentirsi tutti insieme, questo mi dà l'aggancio per toccare il tema dell'immigrazione, perché parlando di sociale, di famiglie in difficoltà, viene spesso alla mente le famiglie degli immigrati. Non è più così, nel senso che sono sempre di più le famiglie italiane in difficoltà. È così anche a Santa Lucia? Questo è uguale. Quando io parlo di aiutare, sono coloro che abitano nel nostro paese senza distinzioni. Il compito dell'amministratore è far fronte alla sua comunità. Le questioni che escludono non permettono di mantenere quella coesione che io penso dobbiamo perseguire in maniera clamorosa e con il massimo dell'impegno. Quindi abbiamo anche una progettualità nei confronti degli immigrati e gli abitanti che non sono cittadini italiani, che comunque vivono, abitano, pagano le tasse nel nostro territorio, per farli sentire più parte integrante. Io ho maturato dall'esperienza in un'altra occasione un modo in cui si riuscirà a penetrare, secondo me, in maniera più puntuale per portarli a partecipare alla vita. La mia intenzione è mettere su un comitato che rappresenti le varie nazionalità nel comune per avere un'interfaccia che attraverso mediatori culturali permetta di avvicinarli, per aiutare a risolvere i problemi che ci sono loro, esattamente come i nostri concittadini, ma anche per farli sentire parte integrante, perché possano portare quelle ricchezze che ognuno di noi come persona umana e come provenienza di nazione può avere. Insomma, tutti mettendoci insieme ci si può arricchire. Probabilmente io, che sono mezzo polacco e sono nato all'estero, le capisco meglio queste cose, pur parlando dialetto, insomma. Certo, ho più sensibilità da questo punto di vista. Il tema della sicurezza a Santa Lucia, e soprattutto nel suo caso, se ne è parlato molto, perché lei ha fatto questa proposta qualche tempo fa delle guardie civiche, quindi delle persone, dei cittadini che si mettono a servizio del territorio per monitorarlo proprio in termini di sicurezza. Ha fatto molto discutere questa proposta, ma lei va avanti. La metteremo nel programma. La Guardia Civile Comunale sarà un elemento in cui costituiremo un organico di volontari a cui faremo un'istruzione che saranno regolarmente, quindi noi non vogliamo fare nulla contro la legge, vogliamo dare gli strumenti ai cittadini per trovare delle persone più vicine a loro, per segnalare dei movimenti sospetti. Noi non vogliamo sostituirci in nessun modo a polizia, carabinieri, chi deve fare questo, però è necessario un supporto, perché le segnalazioni aiutano a prevenire, alcuni interventi aiuteranno a dissuadere, non abbiamo nemmeno la pretesa di risolvere il problema. Sono convinto che però molte segnalazioni non vengono fatte dai cittadini agli organi preposti per una difficoltà di recepimento.
burocratica, viceversa con delle persone abilitate che hanno dei numeri che sono più vicine perché le conoscono, possono segnalare degli atteggiamenti, dei movimenti o qualcosa per passare informazioni in tempo più rapido alle forze dell'ordine, che poi devono fare il loro lavoro, noi non vogliamo fare nulla. Cioè, non sono uno che vuole creare problematiche. I problemi ci sono, c'è molta gente che non denuncia perché andare a fare un'ora e mezza di coda per denunciare un tentativo di furto o un furto che ha un valore di 100, 200, 500 euro senza avere speranze, preferiscono di no. Poi le statistiche, quando viene il prefetto ci dicono guarda le statistiche sono queste, ma le statistiche sono che mangiamo un pollo a testa, poi però c'è colui che muore di fame e allora noi dobbiamo intervenire per difendere questi. E questo è quello che ha sottolineato anche Gentilini nel corso del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza che si è tenuto proprio a Santa Lucia, scaturito poi dagli episodi appunto di questa escalation di furti che si sono verificati nelle ultime settimane, nell'ultimo periodo. Voltando pagina, parliamo di opere pubbliche e di infrastrutture. C'è bisogno di qualche opera pubblica e di qualche altra infrastruttura a Santa Lucia, inevitabile parlare del nuovo casello. Sul nuovo casello la mia è stata una battaglia penso di 15 anni per il casello, perché ritengo che la viabilità in un contesto di zone industrializzate che vogliono poi anche dedicarsi al turismo come un'altra opportunità sia un elemento fondamentale. Bisogna arrivarci e le aziende hanno la necessità di recuperare anche 5 minuti di tempo quando si parla di mobilità. Non sono dati miei, basta raccogliere gli studi da artigiani a sindacati a industriali, quindi non aggiungo nulla. Il Comune di Santa Lucia ha già approvato sul piano regolatore il progetto del casello, adesso la decisione spetta altrove, noi siamo convinti che sia un'opera da fare, ma noi abbiamo già fatto la nostra parte, adesso è in mano alla politica nazionale decidere se andare avanti o no. Se non sarà così, secondo noi è un'occasione persa, tanto più che in questo momento in cui avere anche un'opera pubblica che parte aiuterebbe a rilanciare probabilmente un po' di indotto economico, ecco, per qualche periodo ci sarebbe dell'ulteriore lavoro. Ribadisco che, scanso che noi siamo stati nei fatti, anche la mia persona, contrari alle cave, sono documentazioni di battaglie fatte in regione con successo contro la cava di prestito per la 28, quindi quando qualcuno mette insieme questo fa demagogia e false accuse. Noi abbiamo fatti, il resto uno può fare le relazioni che vuole, però i fatti li hanno smentiti nel tempo. Oltre al nuovo casello, che è probabilmente l'opera più importante anche dal punto di vista economico prevista a Santa Lucia, lei ritiene che si potrà fare qualcos'altro o che c'è bisogno di fare qualcos'altro? C'è sempre molto da fare, dobbiamo fare il conto con le risorse scarse e anche col fatto che col patto di stabilità, anche se hai le risorse, tu devi dire a un imprenditore che viene a fare un'opera guarda che ti pago quando va bene fra un anno. Non mi pare che sia il sistema per rilanciare l'economia. Noi abbiamo la necessità di creare delle aree di tutela della mobilità debole, voglio dire dei pedoni e coloro che si muovono in bicicletta all'interno del centro storico, per cui sto pensando all'area vecchia di Santa Lucia che è un anello e che purtroppo ha un grosso traffico di attraversamento, realizzare quella che si chiama un'area 30 o 40, cioè una velocità limitata con dei percorsi in sicurezza che non richiedono oneri eccessivi per realizzarli. Poi dobbiamo mettere in collegamento, cioè realizzare l'opera lungo la strada che conduce il centro alla Bolda Bocca di Strada, dove c'è già un finanziamento di 400.000 euro, dovremmo reperire 600.000 che mancano per fare la pista ciclabile. E un'altra pista ciclabile, però cercando di non spendere gli stessi soldi, visto che difficoltà, dovremmo farle per andare a Sarano. Noi abbiamo anche già l'idea di sfruttare dei tratti di viabilità secondaria, strade bianche esistenti per fare questo. Proprio in un incontro con dei cittadini di Sarano sono emersi anche la possibilità di fare dei collegamenti a Sarano verso la chiesa per mandare i ragazzini in sicurezza senza dover buttare giù muri e case, recinzioni che sono oltremodo onerose. E quindi qualche idea in questo senso ce l'abbiamo. Poi chiaramente gli interventi saranno quelli di migliorare marciapiedi, arredo urbano,
secondo me importanti saranno le politiche energetiche che già sono state avviate per avere un risparmio maggiore per quanto riguarda quelle che sono le fonti di alimentazione degli edifici pubblici e della pubblica illuminazione. E l'altro episodio che abbiamo ottenuto un finanziamento, ma che partirà quest'anno, proprio a fine anno, è il recupero della Filanda. Lì avremo alla fine un polo fieristico di dimensioni adatte alla nostra realtà, ma che però avrà delle possibilità di utilizzo, che ci sarà una sala convegni. Io ho visto il progetto esecutivo che è stato presentato ultimamente, quindi potrà anche essere dedicato a iniziative di aziende, di enti e associazioni, perché sarà con tutti i comfort possibili per fare dei convegni, per fare delle esposizioni anche limitate con un parcheggio facilmente accessibile. Se domani ci fosse il casello, santi Dio, diventerebbe veramente interessante. Ecco, con questo passaggio e quello precedente sulle politiche energetiche ha toccato il tema dell'ambiente e della valorizzazione del territorio, quindi saranno due punti centrali questi, su questi temi. Io ho anche la motivazione che potremmo avere di diventare un comune, tra virgolette, turistico nel piccolo. Noi abbiamo il santuario, abbiamo degli scorci che io conosco bene perché giro il paese per lavoro, bellissimi, dobbiamo solo valorizzarli, sia farli conoscere ai cittadini con un percorso pedonale che farà anche bene alla salute, che ho già individuato, che passa anche attraverso proprietà private con cui già ho dei contatti, e che permetterà di raggiungere la villa, degli scorci di case che non si trovano così grandi, dei passaggi particolari che si snoderà partendo dal centro di Santa Lucia della Chiesa, dove noi abbiamo fatto degli scavi e dove abbiamo le nostre vestigia che risalgono al secondo-terzo secolo d.C. Quindi veniamo da lontano, tra virgolette, e vogliamo anche pensare bene di valorizzare il passato per pensare meglio al futuro. Allora, questa è 6 maggio si vota, siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e anche il live streaming su vivetv.it, dove poi da oggi pomeriggio potrete trovare la registrazione di questa puntata. Siamo in compagnia di Riccardo Szumski, candidato sindaco a Santa Lucia per la lista Insieme per Santa Lucia. Svolta, passiamo al lato più umano del candidato sindaco con alcune domande che ce lo faranno conoscere meglio, per chi già non lo conoscesse, per i nuovi cittadini di Santa Lucia. Libro, autore preferito? Sembrerà strano, von Clausewitz, Della guerra. Trattato del 1800 con una logica incredibile, non perché io sia un guerrafondaio, ma perché ha un'analisi di affrontare i problemi che poi mi è sempre servita in qualsiasi campo, cioè l'analisi di com'è la situazione, anche nel lavoro, perché bisogna avere una strategia da portare avanti, e quindi un libro che comunque resiste nel tempo perché ha una logica, un'analisi importante, applicata in un settore, ma invece poi quando la si esporta in cose più affrontare le problematiche dell'amministrazione o comunque della vita aiuta. Canzone e cantante preferito? Avrei una sfilza, insomma, partendo dalla gioventù di i Beatles, ultimamente Ligabue, Urlando contro il cielo. Perché questa scelta? Tanto perché mi esprime molto entusiasmo, che è quello che cerco di avere sempre dentro. Ecco. Non sono uno che si tira indietro anche esperienze nuove, ecco, dico questa è l'abitudine e mi permette. E perché il cielo è bellissimo da vedere, ti puoi sfogare, ti sta a ascoltare e ti risponde con le stelle o con le luci o con i colori. A me che piace anche fare le arrampicate in montagna, poi quando arrivo in cima, ecco, lì si urla da soli, non c'è nessuno e sei proprio in cima al mondo. Oltre che combattente, poetico e sentimentale, Riccardo Szumski. Periodo storico preferito? La seconda guerra mondiale, non per la guerra, ma perché mio padre, come dicevo prima, ha avuto delle vicissitudini clamorose, per cui ho sempre cercato di approfondire, e quindi da questo punto di vista poi allargando, però insomma, il Risorgimento è un altro periodo che mi ha sempre affascinato da questo punto di vista. L'ultimo libro che ho letto riguarda la battaglia, il miracolo della Vistola, che è una battaglia che i polacchi hanno vinto contro i russi nel 1921, l'ho letto in un'ora e mezza, credo. Quindi adesso avrà tempo di riflettere, perché leggerlo in un'ora e mezza dopo bisogna farlo sedimentare. Insomma. No, questa è una fortuna, la capacità di lettura rapida che mi ha aiutato anche dello studio e che mi aiuta nell'aggiornamento, perché con quello che c'è oggi in medicina, se non sei in grado di leggere e assimilare, certo, ci mancherebbe altro assimilare, però insomma una dote che mi ha trasmesso i miei e madre e padre eterno.
Allora, è arrivato il momento delle 2 domande a sorpresa con risposte flash. Quando il gatto non c'è, i topi ballano? È abbastanza vero, però se i topi sono educati prima. L'abito non fa il monaco? Ah, sono convintissimo. L'abito assolutamente non fa il monaco, mai giudicare dalle apparenze. Grazie a Riccardo Szumski, candidato sindaco a Santa Lucia per la lista Insieme per Santa Lucia, per essere stato con noi. Grazie e buona giornata a voi e agli ascoltatori. Allora, 6 maggio si vota, approfondimento sui candidati sindaco di Conegliano e del Coneglianese. L'appuntamento è per ogni mercoledì dalle 12:15 alle 13 circa in diretta su Radio Conegliano e anche in live streaming su vivetv.it. Dovremo aggiungere probabilmente una giornata di presentazione perché i candidati sono tanti e quindi vi anticipo già l'appuntamento per martedì 3 aprile, sempre alle 12:15, stesso posto, Radio Conegliano, Vive TV. Il secondo solo in ordine cronologico, candidato sindaco che presentiamo oggi è il dottor Antonio Foiadelli, candidato sindaco a Conegliano con il terzo polo, PD, liste civiche Ghizzo e Pavanello. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie dell'invito. Allora, partiamo subito anche con lei, con le tabelline, con il 3x4. 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. È un po' difficile, ma visto che devo farlo, io la definirei incerta, poco comprensibile per i cittadini e deludente, soprattutto negli ultimi anni. Ecco, come dicevo prima anche con il candidato che l'ha preceduta, sempre aggettivi non troppo positivi per descrivere la politica. Beh, è difficile proprio perché l'avere detto incomprensibile per il cittadino credo possa sintetizzare la sensazione che in questo momento c'è circa la frattura che si è creata tra il cittadino, che è l'elettore, che è il detentore del potere, come dice la Costituzione, e quella che è stata o è una certa classe politica. Questo è tanto vero in quanto vediamo che coloro che sono attualmente al governo, che non sono politici di professione, stanno riscuotendo un alto indice di gradimento. E allora 3 aggettivi per descrivere la società di oggi. La società di oggi è inquieta, un po' smarrita e temo ha perso la speranza. Questo non vuol dire che tutto ciò sia giustificato, vuol dire una cosa invece diversa, che tutta questa riflessione negativa in sé ci deve spingere a ritrovare il senso della nostra società, della nostra appartenenza e dell'orgoglio della nostra civiltà. 3 aggettivi per descrivere il suo paese, inteso come Conegliano. Beh, qui la domanda è molto più facile perché comincerei a dire che è un paese bello, gradevole, ma anche problematico, quei problemi con cui un'amministrazione si è trovata e ovviamente si troverà a avere a che fare. Problemi pratici, intende? Sono problemi di carattere pratico, ma anche problemi di carattere diffusamente sociale. Anche qui si tratta di recuperare entusiasmo e di recuperare speranza. 3 valori in cui crede. L'onestà, la lealtà e il servizio o l'impegno, se così vogliamo chiamarlo. Ecco, l'impegno è proprio quello che ha scelto di affrontare lei candidandosi a sindaco di Conegliano. Perché ha scelto di candidarsi? Nel suo caso la domanda è quanto mai giustificata, nel senso che non ha derivazioni politiche, non ha precedenti esperienze politiche, ma ha scelto di scendere in campo. Che io non abbia avuto precedenti politici, avendo fatto il mestiere che ho fatto, è un vanto. Mi sono sempre tenuto lontano proprio perché i cittadini si aspettano che un magistrato non appartenga e non faccia mostra di appartenere a nessun schieramento, questo è un dovere.
le opinioni, quelle restano, ma uno deve essere capace di tenerle lontane da quella che è la sua professione. Perché ho accettato di candidarmi? Io credo di averlo già detto, tutto ciò è avvenuto dopo notevolissime resistenze da parte mia, proprio per una sorta, un po' perché condizionato dal mio passato professionale e un po' per una sorta di timore del nuovo, anche se si invecchia, come sempre, e come i bambini, si ha paura del buio e del nuovo. Quello che mi ha convinto tuttavia è l'avere trovato direi una incredibile unità in quello schieramento che mi sta sostenendo e di avere soprattutto trovato quei valori di cui abbiamo appena parlato, cioè la speranza, l'impegno, ecco, questo senso e questo spirito del servizio per mettersi a disposizione fin dove è possibile, fin dove le forze umane ce lo consentono, della comunità. Senta, togliamoci subito questo problema. Lei è di Vittorio Veneto, ha scelto di candidarsi a Conegliano, questo ha sollevato un po' di discussioni, che forse è anche un bene, nel senso che ha generato un po' di dibattito. Lei come affronta lo affronto con la stessa serenità con cui dico che al giorno d'oggi, con una globalizzazione che ormai interessa, non dico più il paese intero, non solo un continente, ma l'intero pianeta, proprio per effetto di questa globalizzazione, come viene chiamata, il fatto di porre delle distinzioni o peggio degli steccati su un fatto geografico che consiste alla fine in 10 km di distanza in linea d'aria non mi sembra molto interessante e molto importante. Noi apparteniamo a questa terra, ma questa terra non si chiama Vittorio, Conegliano, Santa Lucia, si chiama il nostro territorio complessivamente inteso, al quale siamo profondamente legati. Però appunto si è parlato molto di questa caratteristica, mi permetto di sottolineare che lei e il suo sfidante, diciamo l'altro sfidante Big, non si dice il nome per par condicio, visto che quest'oggi parliamo di lei, avete una cosa in comune, siete nati entrambi a Vittorio Veneto. Su questo c'è par condicio? Su questo c'è par condicio e siamo credo tutti e due contentissimi di essere nati a Vittorio Veneto. Lui è il dottor Antonio Faiadelli, è candidato sindaco a Conegliano, sostenuto da Terzo Polo, PD, Liste Civiche Ghizzo e Pavanello. Questo è 6 maggio si vota, il programma di approfondimento politico che va in onda ogni mercoledì dalle 12:15 alle 13 su Radio Conegliano in diretta e in live streaming su vivetv.it. Proprio sul sito www.vivetv.it potrete trovare da oggi pomeriggio la registrazione della puntata. Svolta, entriamo nel merito dei punti del programma che il candidato Antonio Faiadelli ha per le prossime elezioni. Tema del sociale, cosa c'è da fare a Conegliano? Ci sarebbe da fare moltissimo. Quando si parla del sociale inevitabilmente la mente va alle oggettive difficoltà in cui una società come la nostra in questo momento si trova. C'è una ragione innanzitutto di crisi economica e anche di crisi psicologica, questo senso di delusione, questo senso di frustrazione che non è giustificato, perché io continuo a dire, nonostante tutto, nonostante questi segnali che continuano ad essere negativi, che questo Paese ce l'ha sempre fatta in momenti anche peggiori di quello che stiamo vivendo. Certo, moltissimo dipende da noi. Che cosa può fare un'amministrazione? Come abbiamo detto, e lealmente bisogna ripeterlo, non è che un comune può creare posti di lavoro, può però creare delle condizioni, favorire delle condizioni, creare o meglio migliorare una rete infrastrutturale, e qui il discorso si allarga a dismisura, che crei le condizioni per una dinamica che interessa anche quella del lavoro, quindi, e anche quella della produzione naturalmente. Le nostre difficoltà sono delle difficoltà locali che però si accompagnano ad una crisi di carattere globale. Il mondo è cambiato, sta rapidamente cambiando,
certamente dovremo adeguarci e fare dei sacrifici, ma non è assolutamente il dramma, non siamo arrivati alla fine, è il momento di ricominciare. È il momento di reagire. Esattamente. Allora, il tema della sicurezza, forse un tema facile da affrontare per lei, nel senso che conosce bene il territorio e conosce i problemi di sicurezza che ci sono sul territorio. A Conegliano ci sono moltissime telecamere, certo queste non risolvono i problemi della microcriminalità, ma possono aiutare. Si è creata una rete civica anche abbastanza importante e operativa. Cosa c'è da fare ancora? Quello che c'è ancora da fare, dobbiamo premettere innanzitutto che il problema della sicurezza come tale non è di competenza esclusiva di un'amministrazione comunale, naturalmente la sicurezza è uno dei compiti che lo Stato riserva a se stesso, però quello che si può fare in sede locale è innanzitutto monitorare attentamente la situazione per individuare i punti di maggiore problematicità. La seconda cosa nella quale ho sempre creduto fermamente, sia nel corso della mia esperienza precedente, sia oggi in cui mi propongo di correre questa avventura, è quella di un migliore coordinamento e, usando una parola un po' abusata, di sinergia tra le varie forze. Intendiamoci, occorre voltare pagina e abbandonare quella filosofia che ci ha condizionati per troppo tempo, quella della separatezza. Questo compito appartiene a lui, quell'altro appartiene all'altro, eccetera. La sicurezza non è compito, o meglio, non è affare della polizia o dei carabinieri o della Guardia di Finanza. La sicurezza è affare nostro, di tutti i cittadini. Sinergia significa cercare, per quello che è possibile, di coordinare meglio e di rendere più efficiente il lavoro di tutti attraverso un coordinamento e un tavolo permanente di confronto tra le polizie di carattere nazionale ed anche la polizia locale e i cittadini. Perché non ricordare che sono i cittadini i protagonisti della loro vita e anche della loro sicurezza? Qui una nuova sensibilità deve essere suscitata e una presa di coscienza che tutti dobbiamo concorrere. Senta, poco fa con il candidato sindaco Chomsky abbiamo parlato in termini di sicurezza di guardie civili, quindi cittadini che volontariamente danno un occhio così, buttano un occhio sul territorio per recepire se ci sono delle criticità ed eventualmente segnalarle alle forze dell'ordine. Lei cosa ne pensa delle guardie civili comunali? Ne penso quello che ho sempre pensato, perché questo che noi potremmo anche chiamare una specie di vocazione volontaristica particolare, in verità dovrebbe esistere da sempre nelle nostre leggi, nel nostro costume, nella nostra civiltà esiste una sorta di dovere che non è giuridico, è morale, quella di ciascun cittadino di farsi carico, di collaborare e di segnalare alle forze dell'ordine qualunque problema e qualunque situazione possa sembrargli sospetta o degna di intervento. Non commentiamo, nel senso né promosse né bocciate, ma bisogna tenerne conto delle segnalazioni dei cittadini. Bisogna tenerne assolutamente conto. Non abbiamo il tempo, ma potrei citare moltissimi casi in cui l'intervento del cittadino, ma senza che debba esporsi, è stato determinante per indirizzare le forze di polizia nella giusta direzione. Un altro tema caldo a Conegliano sono le opere pubbliche e le infrastrutture. Più che chiederle se ci sono opere pubbliche da fare in futuro, le chiedo se si riuscirà a terminare quelle che non sono state terminate. Per farle di nuove ci sono pochi soldi, lo sappiamo tutti perfettamente. Certamente Conegliano ha un problema molto grosso, quello delle aree che non sono state utilizzate, che non sono utilizzate, le opere che non sono state completate. Potremmo prendere un esempio per tutti perché è sotto gli occhi di tutti, che è la strada chiamata Amerigo Vespucci e che purtroppo nella sua parte finale è diventata un immondezzaio. Ecco, ci sono delle cose che vanno completate. Le difficoltà di bilancio le conosciamo perfettamente tutti, ma l'impegno deve essere su questo punto assoluto e in particolare per quanto riguarda la razionalizzazione
e la umanizzazione dello stesso traffico. Insomma, la città deve essere una città gradevole. Lei era presente all'ultimo Consiglio Comunale nel quale è stato approvato il bilancio consuntivo e nel quale sono state presentate anche delle opere pubbliche, un piano triennale delle opere pubbliche, perché poi è compreso nel bilancio. Ritiene che si potranno portare a termine? Le opere pubbliche iniziate e che hanno ormai condizionato lo sviluppo della città vanno portate a termine, altrimenti avremmo buttato via tutti questi soldi. Personalmente non me la sentirei di dire possiamo permetterci il lusso di sprecare, assolutamente no. Bisogna farlo però con un'estrema razionalizzazione, tenendo presente un obiettivo solo, quello dell'interesse pubblico generale, senza evidentemente considerazioni di favore per l'uno o per l'altro che non troverebbero nessuna comprensione e soprattutto nessuna giustificazione. Ambiente e valorizzazione del territorio. Cosa si può fare per rendere ancora più attraente, voglio usare questo aggettivo, la città di Conegliano? Direi mettendo in mostra i gioielli che sono qualche volta chiusi nel cassetto. Conegliano ha delle risorse artistiche, paesaggistiche, storiche, di ambiente, anche a livello di enogastronomia, che fanno veramente invidia a molti. Abbiamo tutti questi privilegi, abbiamo questi tesori, vanno valorizzati. E tutto questo esige un piano sufficientemente ampio e coordinato soprattutto con quelli che sono i territori comunali limitrofi. Ma io credo che anche il candidato che mi ha preceduto lo abbia detto, occorre avere una visione complessiva di ampio spazio del territorio per renderlo evidentemente attraente e quindi generatore di occasioni di lavoro. Una delle spine nel fianco delle amministrazioni che si sono succedute in questi anni è la questione di via 20 settembre e della pedonalizzazione del centro di Conegliano. Lei cosa ne pensa? Quello che Conegliano, per quello che io ho potuto meglio vedere in questi ultimi tempi, è una sorta di silenzio, una sorta di vaga malinconia di cui soffre via 20 settembre, la cosiddetta Contrada Grande come si chiamava un tempo, e parlando con i commercianti e gli esercenti che si affacciano su questo splendido spazio ho colto questo senso di insoddisfazione più che giustificato. Dall'altro, in parallelo, c'è una strada congestionata, a volte intollerabile per il pedone. Cioè il pedone, la persona, centro del nostro universo, non può più godere la propria città. Occorre trovare delle soluzioni che contemperino, rivitalizzino, soprattutto a livello di attrattiva, la via 20 settembre e alleggeriscano questo insostenibile traffico. Qui naturalmente è un po' prematuro parlare di, non si può dire pedonalizzare. Si possono fare queste cose quando hai risolto tutta una serie di altri problemi, cioè se al traffico non hai dato il giusto sbocco certamente non puoi pedonalizzare eccetera eccetera, però sono problemi che i coneglianesi sentono con grandissima acutezza. Senta, un nuovo municipio a Conegliano è necessario? Voglio essere sincero, forse sono necessari degli spazi per determinati servizi comunali. Non credo che sia necessario in questo momento in cui dobbiamo tutti quanti fare economia, fare una nuova sede municipale. Semmai dobbiamo fare qualche intervento per rendere energeticamente più economica l'attuale sede, ma questo è un discorso che deve essere affrontato. Anche coloro che sono deputati al governo di una città devono fare dei sacrifici, bene, è il momento di farli. Per dare il buon esempio. Innanzitutto sì, a cominciare a tentare di andare un pochino più a piedi e un pochino meno in macchina. Stiamo conoscendo meglio Antonio Fogliadelli, candidato sindaco a Conegliano, sostenuto da Terzo Polo, PD, Liste Civiche Ghizzo e Pavanello. Sappiamo già come si chiamerà la sua lista?
le sue Ancora liste? no, perché non è stato ufficializzato il tutto, ma siamo alla fine del lavoro. Quindi attendiamo ancora qualche giorno. 6 maggio si vota, noi andiamo in onda ogni mercoledì dalle 12:15 alle 13, è un programma di approfondimento, è una presentazione, non è un dibattito, non è un confronto fra i candidati, ma una pura presentazione per capire meglio chi sono. Siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e anche in live streaming su vivetv.it, dove da questo pomeriggio potrete poi vedere la registrazione della puntata. Entriamo nel lato più umano di Antonio Fojadelli per conoscere anche questo aspetto del candidato sindaco, e quindi le chiedo il suo libro o autore preferito? Sono un po' in difficoltà perché le mie preferenze sarebbero tante, ma non posso enumerarle. A bruciapelo direi una cosa, anche perché mi piacerebbe dirla ai più giovani. C'è un libro che è uno splendido esempio di italiano ed è Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Che quindi non solo piace a lei, ma lo consiglierebbe anche ai giovani. Lo consiglierei ai giovani e addirittura, adesso commetto un sacrilegio, potrebbe essere l'unico testo in grado di sostituire come esempio di italiano i Promessi Sposi che tanto ci hanno fatto penare alle scuole. In questo modo si è esposto. Canzone e cantante preferito? Beh, data la mia generazione, che cosa vuole? Io potrei dirle che un tempo eravamo tutti innamorati dei Beatles, hanno lasciato un'impronta indelebile. Se lei mi costringesse a esprimere una preferenza oggi per un cantante, beh, dovrei dire Bocelli, non sono addentro in quella che è la musica più recente o più di moda. Beh, ma Bocelli è recente. Ma certo che è recente. È contemporaneo, anzi, è anche di moda, direi. Ed è anche di moda, sì. Ma ovviamente ha un repertorio abbastanza classico rispetto a certi altri esperimenti musicali che io seguo meno. Non lo sentiamo in radio, ecco. Periodo storico preferito? Glielo dico, no, veramente sono due. Il Medioevo da un lato, per la ricchezza dei fermenti di pensiero, in particolare la parte finale del Medioevo, quello che un grande autore tedesco ha chiamato l'autunno del Medioevo, che si apre verso il Rinascimento. Ecco, proprio perché si apre verso il Rinascimento, quindi una nuova speranza. Una nuova speranza, il recupero del valore della centralità dell'uomo nella vita, nella politica, nell'arte e così via. Al termine di questa presentazione 2 domande a sorpresa, lei ha avvantaggiato perché le ha già sentite, le ho fatto al candidato che l'ha preceduta. Ho fatto finta di non sentirle. Grazie. Quando il gatto non c'è i topi ballano? Sì, in genere è proprio così. L'abito non fa il monaco? Anche su questo siamo d'accordo, con una precisazione però, che purtroppo oggi il valore di questo detto lo si è dimenticato. In un mondo superficiale, in un uomo di superficie, ahimè, talora ci si sofferma all'abito e non si ha la curiosità di andare a vedere cosa c'è sotto. Grazie a Antonio Fojadelli, candidato sindaco a Conegliano sostenuto da Terzo Polo, PD, Liste Civiche Ghizzo e Pavanello, per essere stato con noi. Grazie a voi. Si chiude qui questo appuntamento con 6 maggio si vota. Vi ricordo il prossimo appuntamento che non sarà più mercoledì ma sarà martedì 3 aprile, sempre alle 12:15, sempre sulle frequenze di Radio Conegliano e in diretta anche su vivetv.it. Grazie per averci seguito e a martedì prossimo.